Allora, siamo qui con Dori Ghezzi alla Mostra del Cinema di Venezia. Come sta, Dori? Bene, Tutto sto bene? bene. Che emozione è Io stare qua? a Venezia? Eh, Beh, Venezia già di per sé, voglio dire, al di là come turista o soprattutto in questo caso, perché ci sono motivazioni anche di certo. lavoro e comunque di responsabilità, Che di responsabilità. responsabilità, è un'emozione senza dubbio che non Unica. unica. Non ci si abitua mai. È vero, è vero. Tra l'altro lei porta qui un pezzo di vita, perché Storia di un impiegato, il film che poi vedremo in sala, racconta quel disco filtrato da Cristiano, che ne racconta la genesi, il momento. Quanto è stato difficile o facile invece tornare a quei momenti e raccontare un disco che per me rimane oggi il capolavoro di Fabrizio? Non è cosa facile, perché già se vogliamo, Storia di un impiegato è una realtà già filtrata a modo suo da Fabrizio De André, perché È vero, la è vero. dipinge in modo dove è pro e contro contemporaneamente. E poi c'è un ulteriore filtro adesso da parte Di Chris. di Cristiano, che ha riletto la cosa e a modo suo, insomma, coi tempi che stiamo correndo e di conseguenza Sì. che alla fine è sempre purtroppo E di grande di attualità, anzi, ci sono attualità, dei passaggi purtroppo di grande attualità, e allora è nata l'idea prima di fare il concerto. che è quello che si vede nel Quando Brancaccio. siamo andati a vedere questo concerto di Cristiano, oltretutto eseguito molto bene, con Sì, fatti arrangiamenti arrangiamenti pazzeschi, tra belli, l'altro arrangiamenti cambiati poi, da non gli lì è stessi. nata l'idea di realizzare qualcosa, di fare qualcosa, quindi molto spontaneamente, cioè non è nato come ennesimo Ah, tributo, ok. Non è che a tavolino avete detto facciamo una cosa. assolutamente no, no. Senti, si vedono dei momenti molto belli, tipo quello quando lei ricorda la prima volta che Cristiano è arrivato alla stazione di Milano e l'ha vista e questo sorriso. Sì, Quanto è stato anche difficile però raccontare dei pezzi di vita privata, insomma, no? Ci sono anche dei filmini bellissimi. ma sai, dipende, cioè per deformazione professionale impari un po' Ah, a ecco. non farlo, però piano piano, eh, rielaborando tutte le cose, col passare del tempo ti riappacifichi con tutte le Mm. cose, eccetera, allora diventa anche, se devi raccontare delle cose piacevoli alla gente, va bene, se devi lamentarti meglio lasciar perdere. È vero. Senti, un altro passaggio che mi è piaciuto molto è quando Cristiano ricorda questi convegni, no, quasi anarchici in casa in Sardegna con Sì, Marco Ferreri, eh beh. Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio. Che ricordo ha lei di quei momenti? Beh, io ero già più adulta rispetto a lui, quindi l'esperienza e la visione della cosa è senza dubbio diversa, perché per lui che era ragazzino e già da bambino vivere quella Certo, era... realtà era la norma. Per me invece, insomma, che a un certo punto della mia vita mi rendo conto di avere la fortuna di anche incontrare certe persone, voglio dire che non è che ne no, nascono insomma, cioè, tante. Tognazzi, Ferreri, Quindi, Villaggio, insomma, erano sì, tre... sì, Fernanda Pivano, Ah, voglio beh, dire, certo. è lunga la C'era serie, l'imbarazzo della e ho scelta. avuto veramente la fortuna di incontrare un sacco di gente che ha solo da insegnare, veramente. Veramente, veramente. Senta, Dori, le faccio l'ultima domanda che è una curiosità anche personale. Che tipo di spettatore era Fabrizio? Che film, che cinema amava? Allora, sì, amava il cinema e poi c'erano dei film che lo colpivano in modo particolare, che ogni tanto quando gli chiedevano cos'è che ti è piaciuto in particolar modo, erano due i film che Eh, citava. La battaglia di Algeri di di Gillo Pontecorvo Pontecorvo, beh, e L'albero degli di zoccoli di Ermanno Olmi. Ermanno Olmi. Poi piacevano C'era... anche gli altri, ma quei due l'avevano particolarmente colpito. E guarda, anche lì vedi l'albero degli zoccoli dove parlavano l'idioma Eh sì, bergamasco, eh sì. e quindi lui è sempre stato affascinato da Dalle... questo fatto di conservare Eh appunto sì, che queste, poi sì, è sì. l'operazione anche di Corsa de Maca era Certo, la stessa cosa. certo. Grazie mille Dori Ghezzi per essere stata con noi all'Hot Corner e noi aspettiamo di vedere poi Storia di un impiegato al cinema. Grazie Grazie a te, Dori, ciao, grazie ciao, mille. ciao.